Sentiamo un po'. E c'è sempre casino Natale, Ma l'uovo pure la gallina. Aia! Va bene fa! Il professore non lo sa. Se da grande di cosa vuoi fare, inizia la lingua a imparare, domandi da usare per ricordare a cercare. Si piace il più se vuoi, e il meno per tornare. 5 più 5 fa sempre 10, 9 più 9 fa sempre 8, 1 più 4 fa sempre 5, 7 meno 3 fa sempre 4, 2. Scusi, che cosa avevo dato? Ma mi scusate, ero un carriere. Il professore non lo sa. Arrivederci. Il professore non lo sa. Tutti riflettenti per la classe terza B sta sfogliando il sillabario, ripassando la B. È buono! Ma è buono! Hai fatto un giubingo! Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sembriamo Martinelli, signorette gli Assinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, Quindi io non lo so, facciamo adesso lezione di grammatica. Vediamo chi di voi sa dire il significato del verbo idimare. Professore, Tu mare quanto è bella, spira tanto sentimento, come tu chi ti alimenta. Basta! Allora ragazzi, interroghiamo, vediamo e basta! Ruggeri, interrogati! Ma chi? Io? No! Lui! che combina con una domanda fa. Cocco, sentiamo un po'. Ma che cosa viene a fare qua a scuola? È nato prima l'uovo pure E basta! gallina. Qui si viene solo per studiare ed ognuno deve saper fare. Chi promosso un giorno poi sarà alla scuola più non torna. Bambini, proviamo adesso il verbo portare al passato remoto. Allora, io portai, tu portassi, egli portò. Che cos'è portò? Un giubbotto. Professore non lo sa.
dopo.